nostro appuntamento con un pizzico di Radio Chef. Bentornati in diretta per raccontarvi anche oggi tantissime curiosità. Siamo alla fine, ultimo giorno del mese di agosto e anche il periodo dell'anno più ricco dal punto di vista non solo delle manifestazioni ma anche dei prodotti da gustare. La tavola si fa profumatissima e tanti veramente sono i sapori della nostra regione che festeggeremo prestissimo, in particolare quelli anche di Friuli Doc tra pochissimo, ma non solo. Noi però siamo pronti a darvi anche qualche anteprima proprio per riscoprire anche il piacere di assaggiare e di gustarli con una certa convivialità. Allora, in studio con noi ci sono Maria, naturalmente, la nostra nutrizionista Claudia Casarsa. Ben ritrovate. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un'esperta qui con noi. Buongiorno a tutti. Piatti tipici friulani. Esatto, un'esperta ma che anche ci dà sempre il giusto equilibrio proprio per capire e anche ritrovare le tradizioni che a volte sono molto più antiche di quello che pensiamo. È così, Claudia? Assolutamente, le nostre tradizioni, partiamo dall'antica Roma effettivamente, dall'invasione dei Romani qui in Friuli e poi soprattutto anche e comunque la parte storica dell'invasione anche dei Veneti, dei veneziani in particolare, perché se parliamo poi del Friuli c'è proprio è stata un'influenza proprio dal punto di vista così alimentare proprio anche dai veneziani. È vero, sì, perché oggi vi parleremo anche di osterie, come anticipavo prima, che saranno uno degli appuntamenti, insomma, di Friuli Doc, un modo per scoprire proprio la tradizione nei luoghi dove ci si incontrava, dove la cucina si ritrovava con il piacere di chiacchierare insieme. Questo è un aspetto che forse dovremmo, no, ritrovare insieme. Ma infatti l'osteria ha proprio questa connotazione, in effetti dovrebbe essere proprio un locale a conduzione familiare che poi riporta avanti così, proprio ripropone i piatti proprio diciamo della tradizione, no? I piatti proprio della memoria. Se partiamo veramente, quando ho detto dall'antica Roma, perché effettivamente osteria è banale adesso, ma deriva proprio dalla parola oste e in pratica era proprio un luogo di ospitalità. In effetti le osterie una volta erano proprio luogo di vitto, alloggio e stallaggio fino al Medioevo, quindi veramente questa era la loro funzione. Poi dopo, diciamo intorno al XVIII secolo, quando iniziarono un po' così a nascere un po' i primi alberghi, ecco che effettivamente l'osteria perde un pochino questo aspetto così dell'alloggio e diventa più locanda e taverna. Locanda e taverna purtroppo anche con connotazioni un pochino negative per via delle risse, perché c'era l'abuso ovviamente di alcol e quindi ebbe un pochino così questa, diciamo, un po' decadenza, ma ovviamente poi i viaggiatori soprattutto dall'estero anche comunque rivalutarono, ecco, questo aspetto del vitto. Effettivamente poi è proprio dagli anni '80 che prende effettivamente questa quello che conosciamo oggi, anche perché proprio porta avanti proprio la cucina moderna italiana, diventa all'estero proprio un vero e proprio marchio made in Italy e prende questa, ecco, trascina dietro proprio anche proprio dai suoi difetti, diciamo così, di essere una locanda a conduzione familiare, magari anche con una cucina povera, ecco che ne diventa proprio un punto di forza, anche presidio slow food, diciamo così, cioè proprio grazie a questo che diventa proprio così memoria delle nostre tradizioni e quindi riporta avanti veramente la nostra cucina locale, che sia cucina friulana, cucina più giuliana, perché poi ognuno, e poi se pensiamo alle osterie di tutta Italia, poi se pensiamo veramente a tutto il territorio, si diversificano veramente tantissimo nelle preparazioni, ma in tutte, se veramente l'osteria classica è proprio una conduzione che trascinerà sempre la nostra memoria culinaria e noi questo la dobbiamo mantenere, perché altrimenti veramente perdiamo un pezzo proprio di noi, della nostra identità, che è proprio veramente identità di popoli, anche perché effettivamente, come dicevo prima, ci sono state veramente molte influenze, perché
I veneziani ci hanno portato ad esempio il baccalà che poi è uno dei piatti, ma anche la stessa polenta, e poi è stata introdotta così, è così diffusa, insomma ce ne sono veramente tante realtà. Adesso si potrebbe veramente parlare per ore di queste tradizioni, ma magari ma magari andiamo a sentire, esatto, ma anche sentiamo invece quello che ci aspetta Friuli Doc, perché lo si può appunto anche gustare in osteria, grazie anche quest'anno all'iniziativa di Confesercenti Udine. Quindi noi ve ne parliamo e vi anticipiamo quello che vi aspetterà in questa edizione in osteria, naturalmente. A Udine, ai nostri ascoltatori, parliamo ancora una volta delle tante iniziative di Confesercenti Udine per questo appuntamento di Friuli Doc. Con noi il presidente Marco Zoratti. Ben ritrovato, presidente. Buongiorno a tutti. È tempo di un'altra edizione di Friuli Doc, un'edizione che ci riporta anche ancora più serenità e tanta voglia di scoprire il nostro territorio. Sì, Udine si sta preparando alla grande a questa 28ª edizione del Friuli Doc, che noi accompagniamo con una brochure per il Comitato Difesa Osterie, e questa brochure che inonderà tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per promuovere questa splendida iniziativa che è il Friuli Doc è alla 5ª edizione. Quindi noi continuiamo a credere in questa opportunità che viene data al Friuli di promuovere se stesso, di presentarsi con una grande professionalità testimoniata dalle osterie, che con il passare del tempo stanno migliorando sempre di più il loro servizio e la loro professionalità. Noi non ci perdiamo mai l'occasione di andare nelle osterie quando c'è Friuli Doc, anche noi di Radio.0 davvero li amiamo, ne proviamo sempre una diversa e sempre una grande accoglienza, ma soprattutto è nelle osterie che si ritrova il cuore del Friuli. L'atmosfera che si respira e il piacere di vivere con gli altri l'esperienza delle osterie è qualcosa di particolare. L'osteria friulana è un unicum, non ce n'è altre in giro per l'Italia o all'estero. È un luogo nel quale veramente la gente si ritrova, ha il piacere di stare insieme, di parlare, oltre che mangiare e bere un buon bicchiere di vino. Quindi siamo, come dicevo, tutti in attesa, nella speranza che il tempo sia favorevole, che Giove Pluvio non ci venga a disturbare. Nel caso ci rifugiamo in osteria, ma comunque anche i piatti sono tantissimi, tutti da assaggiare, e poi le conversazioni e ritrovare la convivialità che insomma ci è mancata. Sì, senz'altro. Io vorrei fare un piccolo elenco di quelle che sono gli appuntamenti legati proprio al Friuli Doc, e quindi inizio ricordando che il 1° settembre sotto la loggia del Lionello, quindi dove siamo noi adesso, alle 11:30 ci sarà la conferenza stampa della presentazione del Friuli Doc. Il giorno 5 il Friuli Doc in osteria. Il giorno 5 di settembre alle ore 11 all'interno del giardino di Palazzo Morpurgo noi faremo la presentazione e berremo anche un calice di vino assieme e mangeremo qualche specialità tipica dei nostri osti. Poi il giorno 8, sempre inaugurazione in Piazza della Libertà, la grande inaugurazione del Friuli Doc alle 17:30. E poi il giorno 9 una novità. Identità friulana, la neonata Identità friulana, alle ore 11 farà la propria presentazione al Salone del Popolo. Dopo di me interverrà il portavoce di Identità friulana che spiegherà ancora meglio di quanto sto facendo io quali sono le intenzioni e le prospettive di questo sodalizio molto importante. Benissimo, allora Presidente, ci ritroviamo a Friuli Doc e soprattutto poi ci ritroviamo in osteria. Prego. Vorrei fare solo un cenno, vorrei portare questo messaggio. Frequentiamo Udine, frequentiamo le osterie, veniamo incontro ai bisogni e alle necessità di questa piccola parte del nostro territorio, ma molto importante. Non dimentichiamoci che le osterie, insieme ai bar, ai ristoranti e agli alberghi, stanno soffrendo moltissimo per il rincaro dell'energia elettrica e quant'altro. Quindi ci raccomandiamo a tutti voi, stiamo vicini, ritroviamoci in osteria perché è il posto migliore dove passare il proprio tempo.
Da questa bellissima loggia del Lionello a Udine siamo pronti per raccontarvi invece di Identità Friulana. Che cos'è, come è nata e perché, e ce lo racconta il suo portavoce Enzo Catarruzzi. Ben ritrovato Enzo. Grazie a voi per l'ospitalità. Praticamente l'Identità Friulana è nata da un gruppo di persone, partendo dal Club della Minestra che io rappresento come presidente, poi il Comitato per la difesa delle osterie, il Ducato dei Vini Friulani, Ente Friuli nel Mondo e l'Arlef. Cioè, questi 5 sodalizi sono messi assieme per un unico scopo, quello di difendere la tradizione friulana, ma anche di innovare la stessa tradizione e comunque sia di propagandare i prodotti, i vini, le specialità friulane e la cucina, soprattutto questo che ci distingue in sostanza. Poi ci sono tante altre cose che pian piano nel nostro divenire faremo sapere un po' alla popolazione. Il giorno 9 di venerdì alle 11 noi presenteremo questa iniziativa dove tutti presenteranno un po' quali sono le finalità di ogni sodalizio e io delineerò un momentino la linea, diciamo così, tra virgolette politica del movimento, diciamo così, associativo. Alle 12:30 verrà presentato un libro, non è la solita minestra, un libro un po' diverso dove si parla un po' degli avvenimenti istituzionali e politici della nostra regione e del Friuli in particolare, ma anche abbinati dalle ricette di cucina, in questo caso la minestra, per cui il lettore potrà in qualche modo anche riflettere, anche ironicamente, e magari passare un'ora a leggere questo libro, questi avvenimenti in maniera molto tranquilla, non drammatica, ecco, in sostanza. Beh, benissimo, e allora Friuli Doc è l'occasione giusta. Esatto. Grazie per essere stato con noi, ci rivediamo in occasione di quell'appuntamento per approfondire anche tutti questi argomenti e magari scoprire qualche ricetta in più, noi che di Radio.0 siamo appassionati di questo con Radio Chef. Grazie mille. Bene, grazie a voi per il vostro servizio che è sempre molto attento e quindi sicuramente avrà un successo anche grazie al vostro apporto che io apprezzo da molto. Grazie ancora. Abbiamo parlato anche di minestre, Claudia, a proposito di osterie, è un piatto che in osteria si gusta spesso, ma non solo, le minestre anche fanno parte della nostra tradizione, e poi questo è il periodo giusto, no? Magari comincia a fare anche un po' più freschino e le si mangia ancora più volentieri, no? Qual è la tua minestra preferita? La mia minestra la classico, diciamo, la pasta e fagioli, perché poi questo è un classico, è un classico. Sono d'accordo, comunque, condivido la tua... Sì, anche con una crema di zucca, comunque un po' più leggera, sì. Ecco, una zuppa che adoro, crema di zucca con lenticchie. Oh, wow. Io ho la crema di zucca, o la crema di zucca con le patate o porro e patate. Ottimo. Adoro questi tipi di minestre, insomma, ognuna con il suo gusto. Ma ci sarà modo anche di andarle ad approfondire, perché questa è un po' piccola. Grazie Igor ci ha messo una minestra, ma è quella di verdure con i pezzettini che io non amo particolarmente, ma fa molto bene, vero Claudia? Sì, certo. Bene ribadirlo. Però Maria, io volevo anche aggiungere che questo periodo dell'anno secondo me è anche un periodo molto romantico, perché i colori dell'estate che finisce sono molto intensi, magari il cielo si fa più terso in quelle giornate dove ha piovuto, c'è un po' di vento, subito dopo torna il sereno e i colori anche del tramonto sono spettacolari, e poi i colori anche della natura, il mare, la luce un po' diversa, un po' malinconica, ma tutta questa premessa serviva per dirvi che se anche voi trovate questa atmosfera così romantica potete accompagnarla con i biscotti dell'amore. Questa è la ricetta di oggi che abbiamo scelto per accompagnare la fine del mese di agosto, e ce la consiglia Davide Murarotto di Vittorio Veneto. Quindi andiamo anche ad aggregare quella parte, come hai detto, delle tradizioni venete al Friuli Venezia Giulia con questa ricetta. Per prepararla vi serviranno 500 g di farina, 250 g di burro ammorbidito, 150 g di zucchero, un pizzico di sale, un cucchiaino di bicarbonato e acqua quanto basta. Andrete a impastare tutti gli ingredienti con le mani, iniziate dal burro con lo zucchero e poi andate a unire pian piano anche la farina, stendete l'impasto e fate le formine che voi volete, quindi vi consigliamo dei cuoricini per rendere il tutto ancora più romantico. Infornate i vostri biscotti a 180 gradi forno ventilato per 12-15 minuti, sfornateli e lasciateli raffreddare. I vostri biscotti semplicissimi sono pronti per essere gustati e naturalmente condivisi, perché se no non sarebbero i biscotti dell'amore giusti, vero Davide? Grazie intanto per la tua ricetta e per inviarci
anche voi la vostra ricetta preferita, potete scriverci a radiochef@radio.0.it oppure sulle nostre pagine social. Claudia, però volevo chiederti anche, in osteria cosa non può mancare, cosa deve essere ordinato nel nostro menù, dato che ci avviciniamo a Friuli Doc, quindi un salto in osteria ci sta, e raccontaci tu cosa possiamo ordinare. Ma un po' di tutto. Tutto quello che è correlato, magari veramente chiedete all'oste, perché poi ogni osteria dipende se è l'osteria di Udine, se è l'osteria a Tolmezzo, se è un'osteria anche magari nelle valli del Natisone. Comunque ci sono le diverse veramente tradizioni locali. Chiedete perché effettivamente anche nella zona del Pordenonese, adesso non voglio non vogliamo escludere nessuno. Non voglio escludere nessuno, ma proprio perché il nostro territorio veramente è così diversificato nelle scelte culinarie, ognuno porta avanti le proprie tradizioni, sulla tavola un po' di tutto, come abbiamo sempre detto, e anche un buon bicchiere di vino, perché no, se siamo maggiorenni come sempre, e anche in questo caso variare e diversificare, quindi questa è il mio consiglio, perché per il resto, ecco, effettivamente abbiamo talmente tanta scelta, siamo così una regione così fortunata, portiamo avanti la memoria. E poi a Friuli Doc troverete anche tantissime ricette grazie a, lo sveliamo già da subito, la nostra nuova iniziativa, la nostra brochure dedicata a Friuli Doc. Troverete tanti aggiornamenti su questa nuova edizione, troverete anche tantissime ricette buone, tutte che arrivano dai dintorni di Udine, quindi questo è il bello anche di raccontare la tradizione friulana attraverso i nostri ascoltatori, che ci hanno messo anche un bel pizzico di creatività e di tanta inventiva per renderle molto gustose. Le abbiamo provate tutte, quindi possiamo consigliarvele e consigliarvi anche di prepararle direttamente a casa, vero Barbara? È verissimo, infatti. Allora venite a trovarci anche Friuli Doc, ci troverete per tutti i giorni della manifestazione, seguiteci anche perché domani ci sarà poi la conferenza stampa, ne parleremo nel corso della mattinata, vi racconteremo le novità, i contenuti, lo faremo anche domani mattina anticipando quelli che saranno gli appuntamenti. Rimanete su Radio.0 e invece io vi voglio salutare con la solita ricettina invece della bellezza. Questa è una piccola ricetta per aiutarvi a tonificare e illuminare la pelle del viso. Potete fare degli impacchi di succo d'uva biologica, andrete a riempire così delle garze, imbevetene. Lei è rimasta al tai di vino. Esatto, imbevetene. Prova a dire tu. Imbevetele. Ecco, hai sbagliato, vedi. Okay. Cosa ha detto Claudia? Imbibitele. Okay. Sì, insomma, avete capito, dai. Fate in modo che si assorba questo succo d'uva biologica e poi andrete a tenere queste garze imbevute sul viso per circa 15 minuti. Per preparare poi il succo d'uva andrete a schiacciare gli acidi con un piccolo passatutto e poi filtrerete. Per ottenere invece risultati visibili, gli impacchi si fanno per 15 giorni, quindi avete visto, l'uva serve anche per questo. Bene, ottimo. Inizieremo, dato che è iniziata anche la vendemmia, possiamo andare a raccoglierla e fare gli impacchi al viso. Esatto, biologico.